Bene, dopo aver introdotto molto brevemente il principio della rappresentazione in Carl Reynolds, parliamo altrettanto brevemente dello scetticismo di Schulze. Gottlob Schulze propone in Esidemo, titolo diciamo ufficiale è Enesidemo, ovvero i fondamenti della filosofia elementare, che era la filosofia proposta da Reynolds, appunto proposta dal professor Reynolds di Jena, questo è il titolo completo dell'Enesidemo. Ecco, in questa opera Schulze ci tiene a, si direbbe oggi, decostruire, criticare la filosofia di Reynolds, ma a noi interessa un elemento. Schulze è un critico. Schulze afferma molto brevemente che la filosofia di Kant non ha, il criticismo kantiano non ha dissodato il terreno dalla pianta, dall'erba cattiva dello scetticismo, quindi non ha risolto il problema dello scetticismo. Se vi ricordate, Kant era un grande lettore di Hume e in un certo senso il suo progetto era quello di unire l'idealismo trascendentale, l'idealismo cartesiano, il razionalismo idealista cartesiano dell'ego cogito con l'empirismo di Hume e di dare quindi una risposta completando il discorso empiristico che si fermava a un giudizio sintetico, no, a posteriori con l'elemento a priori, no, delle forme di conoscenza. E perché non funziona? Beh, c'è una questione fondamentale che è lo scetticismo intorno alla cosa in sé, intorno al noumeno. E qual è il punto? Il punto è in breve, sarebbe molto complesso da analizzare, ma cerchiamo di capire per quale motivo Schulze individua nella cosa in sé un elemento critico. Critico in senso negativo, non in senso buono kantiano. Beh, nel fatto che, dice Reynolds, che interpretava Kant, afferma in ultimo che la coscienza del soggetto è la causa della forma, lui la chiamava, no? Del rappresentante, di ciò che dà forma. Invece la cosa in sé, l'oggetto, era la causa della materia, cioè del rappresentato. E lui si domanda, ma questo anche in Kant, in un certo senso, la cosa in sé, abbiamo detto, è causa della rappresentazione, della conoscenza. Se non c'è cosa in sé, non c'è l'oggetto su cui le nostre forme di conoscenza adeguano, no, il loro potere rappresentativo. Il tavolo in sé esiste, io non lo conosco in sé, ma lo conosco attraverso le mie facoltà di conoscenza. Allora la domanda che si pone Schulz in realtà è molto banale, molto semplice. Ma in che senso la cosa in sé esiste? È la causa della mia conoscenza del tavolo, ma io non posso conoscerla. E in ultimo, questo intendere la cosa in sé come un noumeno, in fondo non è una rappresentazione della cosa in sé. E allora la cosa in sé è un fenomeno e quindi non è più una cosa in sé. Come è possibile sciogliere questo impasse? E questo sarà il grande problema della filosofia idealista tedesca, dell'idealismo tedesco, come conciliare appunto l'elemento noumenico, l'elemento oggettivo con l'elemento fenomenico, l'elemento soggettivo.